Alla fine di marzo del 1282 scoppia a Palermo la guerra del Vespro. I palermitani si rivoltano contro i francesi e in pochi giorni liberano la città da tutte le truppe occupanti. Nei mesi successivi Carlo organizza un esercito per vendicarsi di questo affronto di un popolo intero contro il re nominato dal Papa, il re francese nominato da un Papa francese, Carlo d'Angiò e Martino IV di Brie. Il popolo siciliano si era ribellato all'oppressore angioino cacciando in pochissimi giorni tutti i francesi dalle loro fortificazioni. Mentre Carlo era a Palermo si erano verificati soprusi di ogni tipo. Adesso la Sicilia si era ribellata e il tiranno preparava la vendetta. A Napoli gli giunge notizia che anche la città di Messina si era liberata dall'occupante straniero. La flotta di Carlo, che era pronta per partire per la crociata, fu catturata dai messinesi e chiusa dentro il porto. 100 navi da guerra pronte per partire per l'Oriente. Carlo organizza un esercito poderoso e nella marcia di avvicinamento verso la Sicilia raccoglie un esercito di 80.000 uomini, tutti contro Messina. 80.000 uomini e 200 navi da guerra, 15.000 cavalieri, uno schieramento che non si era mai visto neanche per le crociate. Le truppe angioine e guelfe si schierarono a Cadona, di fronte alla città di Messina, in un lembo di terra proprio di fronte alla falce del porto. Tutte le città guelfe d'Italia avevano mandato i loro uomini. Venezia, Bologna, Firenze, Pisa, Genova, tutte schierate davanti alla città, la porta della Sicilia. Era stato inviato anche un cardinale per trattare con i rivoltosi. Carlo era furioso.